L'autonomia? Sicuramente entro l'anno. In visita a Verona, il vice premier Matteo Salvini sposta in avanti ancor più esplicitamente del premier Giuseppe Conte, che aveva parlato di giorni, settimane e mesi, il termine per concretizzare l'intesa tra il governo e le tre regioni che hanno chiesto maggiori competenze: Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Tante altre regioni stanno facendo la stessa richiesta, ha spiegato Salvini, affermando infine che la presenza della Lega al governo è garanzia che l'autonomia ci sarà. Certo è che alla fine di una settimana che nei piani doveva essere decisiva per incassare lo storico risultato, questa brusca frenata preoccupa e stizzisce chi dal Veneto sta lavorando per raggiungere un obiettivo considerato vitale. L'autonomia si farà perché se non si farà l'autonomia si farà un nuovo governo. Noi abbiamo dato il reddito di cittadinanza, noi vogliamo l'autonomia. Reduce dal confronto non facile a Montecitorio con altri sindaci anche sul nodo autonomia, Mario Conte, primo cittadino di Treviso, chiede un sostegno unanime. È stata un'esperienza forte che mi ha fatto prendere consapevolezza di quanto dura sia questa partita dell'autonomia e di quanto duro sia il ruolo che Luca Zaia ha deciso di assumersi portando a casa questa responsabilità sulle sue spalle. L'invito che faccio è onestamente al popolo veneto, ai cittadini, di unirsi veramente come popolo in questa battaglia accanto al governatore Luca Zaia, perché non sarà assolutamente facile riuscire a portare a casa l'autonomia, perché è stato chiaro il messaggio dei sindaci, soprattutto quelli del sud, che l'autonomia non la vogliono. Da Padova, dove ha preso parte a un incontro sull'uguaglianza di genere, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha definito l'autonomia chiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna una questione sulla quale si sta lavorando. È una strada segnata e merita una risposta all'altezza delle aspettative di quel referendum, per cui io sono molto fiduciosa che, armati della Costituzione, riusciremo a realizzare finalmente l'autogoverno delle comunità responsabili, che è un bene per tutta la Repubblica e può essere anche il Veneto laboratorio di novità, appunto, anche per altre regioni.